Con la nascita dell'Enel, Sicilia e Calabria sono diventate nel giro di pochi anni esportatrici di energia verso regioni a alto consumo di energia per fini industriali. Nonostante in Sicilia lo statuto di autonomia prevede un ente siciliano per l'energia, la notevole concentrazione di raffinerie in Sicilia accorcia il ciclo di produzione dell'energia elettrica prodotta in loco facilmente trasportabile con l'elettrodotto che scavalca lo stretto di Messina. Con l'avvento del carbone, rifiutato da città come Ravenna e Gioia Tauro, si vuole perpetrare lo scempio di una regione dove le notevoli potenzialità turistiche vengono represse con la carenza di infrastrutture. In questo schema vediamo come in Sicilia sono prodotti nel 1979 e pubblicati nel 1981 anno sesto della crisi petrolifera. Ecco, questo che vedete a sinistra è il volume dell'energia prodotta in Sicilia, 13 milioni di kilowattora, mentre il consumo è 10 milioni di kilowattora. 10 miliardi di kilowattora, scusate, 13 miliardi di kilowattora e 10 miliardi di kilowattora, quindi il consumo c'è una differenza fra consumo e produzione di 3 miliardi di kilowattora che viene esportato, viene esportato, per usare una parola, viene rubato dall'Italia che attraverso i cavi sottomarini trasporta in Italia 3 miliardi di kilowattora, ma non basta perché la Calabria ne produce 8 miliardi, quasi 9 miliardi di kilowattora e ne consuma 3, quindi più altri 6 miliardi che produce la Calabria in più, per un totale di 9 miliardi di kilowattora che vengono trasportati dai cavi elettrici al nord, dove effettivamente c'è una carenza di energia elettrica nel triangolo industriale nei momenti di punta. Come se non bastasse, l'Italia scambia con l'estero 13 miliardi di kilowattora. 13 miliardi di kilowattora di surplus, quindi non solo la Sicilia e la Calabria producono 10 miliardi di kilowattora in più, ma viene anche venduta questa energia dall'Italia all'estero nei momenti di crisi. Questa energia elettrica è prodotta in Sicilia con gli scarti della combustione della raffinazione del petrolio, quindi le raffinerie e le centrali termoelettriche sono direttamente collegate perché dentro le centrali si consumano l'olio di scarto della raffinazione. In quest'altro schema invece potete vedere il rapporto che c'è fra le migliaia di posti letto nelle varie regioni italiane. Come potete vedere dalla grandezza del cerchio e dall'altezza di questi rettangoli neri, la quantità di posti letto e migliaia di clienti negli alberghi italiani. Scendendo verso la Sicilia, notate che pur essendo la più grande isola del Mediterraneo, ha meno posti letto della Calabria. Questo è tratto dalle regioni in cifre nel 1984. Anche la Sardegna ci supera come dotazione di alberghi. Quindi in rapporto alla grande produzione di energia elettrica, la Sicilia ha invece una bassissima quantità di posti letto per il turismo. Questi dati sono tratti dall'Istat, le regioni in cifre Istat del 1984.